una proposta c'è. Abbiamo noi uno staff di tecnici che stanno lavorando in questi giorni, perché siamo sensibili ai problemi, che stanno elaborando un'idea che secondo me è geniale, che deve vedere impegnato il mondo industriale, in primo luogo il Consiglio regionale, il mondo sindacale, per creare un'iniziativa di aggregazione dei soci che sono, ripeto, il gregge che è stato nel quale hanno immesso i lupi, perché non si spaventino, perché siano date le garanzie, per impedire che le azioni non siano comprate da grandi gruppi finanziari e bancari, ma rimangano sostanzialmente nella forma di SPA, e quindi voto ovviamente pro quota e non pro capite, nelle mani ancora dei veneti. Allora c'è la probabilità che si vada all'investimento. Ma il Consiglio regionale, io non ho mica visto una seduta straordinaria immediata, chiesta e non concessa. ma non concessa, ma vedi, questo devi dire, non che il cassiere è colpevole, ma questo dovete dire, non c'è un Consiglio regionale straordinario. Guarda che io non ho detto il cassiere, Vabbè, ho detto sì, vabbè, insomma, che quando tu mi dici che qualcuno prende 1 milione di euro, ci sono responsabilità. Io voglio che la politica veneta si prenda responsabilità. Cominciate a convocare un Consiglio straordinario immediatamente sulla questione bancaria e ne troverete da discutere, e anche noi vi metteremo a disposizione una proposta di indipendenza veneta.